Riprendiamo il nostro convegno e abbiamo l'ultima seduta, per l'appunto, che vede gli interventi di Alessandro Cinquegrani, poi Carou, che appunto si è ripreso e quindi è venuto il coso, Valeria Tavazzi e Stefano Trovato. In mezzo, dopo i primi due, faremo un momento di intervallo e una pausa caffè, naturalmente. Ne approfitto per dire a tutti i relatori che naturalmente c'è in programma e anche in tempi abbastanza veloci la pubblicazione degli atti del nostro convegno. Allora riceverete tutti nel giro di pochi giorni una lettera innanzitutto di ringraziamento per essere intervenuti e anche con alcune scadenze di consegna del datiloscritto e anche alcuni limiti di misura del datiloscritto stesso. Come ben sapete, il nostro convegno fa parte delle iniziative regionali, quindi ha anche dei tempi di realizzazione di tutte le manifestazioni, comprese le pubblicazioni degli atti, ben precisi. Per farla breve e in poche parole, il limite di consegna sarà probabilmente fissato intorno alla metà di gennaio per poter andare sollecitamente in stampa e rispettare la scadenza ultima delle manifestazioni goziane, che è fissata per il giugno del 2015. Ora, il tempo di stampare, bisogna di farvi vedere le bozze, tutto, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Sempre tra le iniziative, ormai lo sapete quasi tutti, ma un attimo lo ripeto, tra le iniziative abbiamo la pubblicazione del CD con la riproduzione integrale della Gazzetta Veneta, come dire, non solo le annate di Gozzi, ma anche quella di Chiari e anche l'altra appendice, cioè tutto quello che corre sotto il nome Gazzetta Veneta. La realizzazione di questo CD è stata resa possibile mettendo insieme, in collaborazione con la Biblioteca Marciana, fondamentale, mettendo insieme la coppia della Biblioteca Marciana con la seconda parte, utilizzando una copia della Fondazione Cini. La Gazzetta Veneta, come in genere tutti i periodici, non è che sia rarissima da trovare, ma è rara da trovare nella sua integralità. Varie biblioteche ce l'hanno, manca un numero, manca un fascicolo, manca un pezzetto. Ecco, mettendo insieme le forze, devo dire anche con una personale emozione, perché la copia dell'annata, diciamo, della Cini era una copia intonsa, quindi rilegata, come tale proprio la dimensione del foglio piegato in quattro, e ci siamo permessi di tagliarla per permettere la riproduzione. La riproduzione sarà una riproduzione digitalizzata, ovviamente, con sistema OCR, con correzioni, quindi esattamente lo stesso lavoro che è stato fatto col giornale dei letterati, il che permetterà la ricerca automatica di una qualsiasi parola, nome o località che si voglia interrogare. Ecco, come è consuetudine e d'accordo, ne tireremo un numero di copie piuttosto alto e quindi verrà poi distribuita in tutte le biblioteche del sistema bibliotecario veneto da parte della Regione e ovviamente a tutti voi e agli studiosi che vorranno richiedere. Accompagnerà il CD una brochure di presentazione per appunto il pubblico a cui è destinata la cosa, che Angela Fabris si è presa il carico di preparare e già stamattina qualche cosa abbiamo ben sentito, per cui crediamo che questa
che questa operazione servirà a dare risalto a questo giornale fondativo del modello spettatoriano in Italia. Ecco, detto questo, allora do subito la parola a Alessandro Cinquegrani, Università Ca' Foscari di Venezia, amico e collega di dipartimento, che ci parlerà della difesa di Dante nei danni d'argomento spagnolo di Carlo Gozzi. Prego, Alessandro. Allora, il favore di Carlo Gozzi nei confronti della difesa di Dante è noto ed è esplicitamente ribadito nelle Memorie inutili, dove si legge: mio fratello Gasparo, che vide ingiustamente vilipeso Dante, quel lume risplendentissimo, non offuscabile, illustratore dell'Italia, resistente alla venerazione degli intelletti per tanti secoli e vilipeso da chi non lo intendeva o fingeva di non intenderlo, per primeggiare con una infantata originalità, scrisse un libro intitolato Difesa di Dante e lo fece uscire dalle stampe al pubblico. Se gli intelligenti non avessero accordato che quel libro è pieno di verità e di bellezze rintuzzanti e vittoriose sulle arroganti, puerili derisioni del signor Bettinelli, non oserei di lodare un'opera di mio fratello. Ella è una bell'opera. Del resto, come si sa, lo stesso Carlo rispose da par suo e per conto dell'Accademia dei Granelleschi alle lettere virgiliane del Bettinelli e alle loro critiche al poema dantesco. Tuttavia la posizione di Carlo nei confronti dell'opera del fratello non pare limitarsi alla generica ammirazione per un libello né alla semplice condivisione delle posizioni assunte in quella sede. Al contrario, proprio nelle Memorie inutili Carlo affida a queste parole l'arduo compito di farsi portatrice di una poetica e di un intero modo di intendere la vita, del tutto inattuale, si sarebbe tentati di dire, che, come egli afferma quasi direttamente, è in fondo il proprio. Bettinelli infatti risulta in queste pagine il campione dell'età filosofica, dell'illuminismo, che egli stesso stava suo malgrado attraversando. Scrive Carlo di lui, poco prima di introdurre il libro del fratello nella citazione che ho letto prima. A fronte dei pregiudizi comuni, tanto essenziali figliuoli dell'abusata parola pregiudizio, è cosa certamente picciola e che non merita gran riflesso quella cagionata dal nostro secolo del fu padre gesuita, ora abate, Saverio Bettinelli, e da alcuni altri spiriti inquieti, addottrinati abbastanza per poter danneggiare e sovvertire con l'accennato vocabolo pregiudizio i pacifici studi, i metodi, le scuole, il pensare, i vocabolari, il rispetto che si aveva alla purità e al fraseggiare armonioso, alla semplicità della nostra letterale favella e alla fissata coltura nelle belle lettere, specialmente nelle opere di spirito, e ambiziosi e arrischiati abbastanza per tentare l'incendio del Tempio di Diana, per farsi ammirare come nuove stelle e originali pensatori. Pregiudizio è la parola chiave su cui è giocato l'intero capitolo, con riprese anaforiche quasi ad ogni paragrafo. Chi avrebbe immaginato, dice Carlo, che un vocabolo ridotto a un'essenza contraria al di lui vero significato, vocabolo mai reso comune persino in sulla lingua delle femmine e dei ragazzi, ad ogni proposito che loro non accomoda, dovesse rovesciare ai tempi nostri tutte le regole fissate dalle lunghe osservazioni dei saggi e dell'esperienza? Questo vocabolo è la ignuda parola pregiudizio. È questa quindi la parola sulla quale si struttura una delle più dirette invettive contro il tempo presente. In virtù di questo vocabolo, dice Carlo, si sono smarrite alcune certezze della vita passata, alcuni aspetti essenziali, giovevoli alla società, come per esempio l'eroismo, la proprietà, la buona fede, l'equità, ai quali si sono sostituiti il raggiro, l'inganno, il tradimento, oppure ancora si è perso il ruolo delle donne che sono diventate, dice, come le antiche baccanti, oppure si critica la pena di morte che invece pare a Carlo utile e necessaria, o ancora si è smarrita la sana religione e via dicendo. Questi temi sui quali, dicevo, si struttura forse la più organica invettiva contro la società nuova, ritornano tutti a vario modo nei drammi spagnoleschi cosiddetti, che mi pare rappresentino le opere nelle quali
per ampiezza se non altro, si definisca meglio il pensiero gozziano, che affronta nelle varie sfaccettature la sua critica al presente. È interessante perciò notare che proprio qui, nello stesso capitolo delle Memorie, si ponga la questione dantesca, la polemica col Bettinelli e dunque anche il riferimento diretto alla difesa di Dante, che è l'oggetto appunto di questo intervento. La parola pregiudizio, quindi, definisce per Carlo la sterile critica dei nuovi filosofi alla tradizione passata e anche le, scrive Carlo con sarcasmo, nuove stelle e originali pensatori e scrittori. Ma c'è di più, infatti il capitolo successivo delle Memorie inutili si lega strettamente a queste considerazioni, in un unico flusso di pensiero, si potrebbe dire. L'incipit del capitolo è infatti il seguente. L'andazzo introdotto di libera irregolarità ed entusiasmo faceva dei gran progressi come andazzo comodo. Le menti traviate e confuse avevano perduto il discernimento del mal scrivere dal ben scrivere e applaudivano per ignoranza e per supposizione il pessimo e l'ottimo indistintamente. Questo andazzo, dunque, è proprio quello introdotto da figure come Bettinelli e da opere come le Lettere Virgiliane. Oggetto del capitolo che così comincia, però, è la polemica più forte e più significativa per Carlo, quella notissima con Goldoni e Chiari, che paiono essere immediati discendenti, se non ovviamente cronologicamente, almeno logicamente, secondo la logica polemica di Carlo, dell'atteggiamento e della sensibilità incarnata da Bettinelli. Scrive Carlo, il sciagurato contagio si diffuse per modo che furono considerati, acclamati e applauditi generalmente per eccellenti e originali, inarrivabili scrittori italiani, sino il dottore Carlo Goldoni e l'abate Pietro Chiari. Ora, ovviamente le Lettere Virgiliani sono del 1757 e la difesa di Dante, scritta probabilmente nello stesso anno, vede la luce l'anno successivo. Quindi la polemica letteraria risale a un'epoca in cui le parabole di Goldoni e di Chiari erano non solo avviate, ma probabilmente avevano già raggiunto uno degli loro apici. Il rapporto di causa-effetto, supposto dunque da Carlo, è una forzatura critica, che in quanto tale può apparire ancora più significativa. Sembra voler alludere al fatto che la relazione esistente tra le Lettere Virgiliane e la difesa di Dante è la stessa che esiste tra la produzione teatrale di Goldoni e Chiari e la propria. E questa affermazione, se fosse vera, sarebbe un elemento critico di sicuro valore. Sembra cioè che il passaggio da un'analisi e una critica sociale, appunto molto diretta, forse la più diretta di tutta l'opera autobiografica, a una diagnosi della situazione del teatro veneziano, debba virare innanzitutto sulla polemica col Bettinelli, rappresentata dall'opera bella, come la definisce lui, la difesa di Dante. E tuttavia il valore critico che si può dare a questo supposto nesso, e dunque a questa affermazione d'autore, può essere limitato alla percezione che Carlo aveva della propria produzione, che potrebbe avere riscontro nella realtà dei fatti o meno, o solo in parte, come si cercherà di dire tra breve. Carlo, col consueto desiderio di sminuire il valore critico delle proprie affermazioni, dice che rintuzzare i fenomeni strani del signor Bettinelli era per l'intera assemblea granellesca nient'altro che un passatempo gioviale. In effetti l'analisi della parola di Carlo mostra come egli stesso cada in contraddizione, quasi rivelando, se non la natura di passatempo della sua polemica, almeno l'assunzione a simbolo, perciò in qualche modo astratto, dell'opera e della figura di Bettinelli. Del resto lo stesso Gasparo, come è già stato autorevolmente notato, trascura o quantomeno sminuisce gli elementi elogiativi o comunque non critici di Bettinelli nei confronti di Dante, facendo della polemica un pretesto per dire altro, forse per attaccare l'avversario, ma anche per affermare un'idea di letteratura. Così Carlo, mentre critica aspramente le posizioni di Bettinelli, dannose alla sensibilità del suo secolo, lo accusa anche, tramite il riferimento a Marco Forcellini, di essere un, cito, servile plagiario dell'Ariosto
o di Boileau. Dunque un imitatore di poeti che egli ammirava sicuramente. Tutto questo per dire che anche per Carlo, come per Gasparo, e forse più per Carlo che per Gasparo, la polemica su Dante è un mezzo per esprimere delle idee e non un fine, tanto più che all'altezza della stesura delle memorie inutili, il fuoco della polemica doveva essersi necessariamente raffreddato, spostando l'attenzione su altro, su temi più generali di poetica. Inoltre Carlo dimostra di partire dal presupposto che lo stesso Bettinelli piegava la propria interpretazione di Dante ai propri interessi, come si evince dal succitato riferimento proprio all'opera del fratello, rivolta non solo a chi lo intendeva, dice Carlo, ma a chi fingeva di non intenderlo per primeggiare con un'infantata originalità. Posto dunque che è in gioco un'idea di letteratura e di società, è necessario ora comprendere in cosa consiste questa idea. Il primo punto, il più chiaro e immediato, è la difesa della tradizione. I nemici che poco prima e assai spesso nell'opera di Carlo vengono definiti innovatori filosofi, comprendono anche Bettinelli, colpito da, parole di Carlo, brama di novità. Si legge nelle memorie inutili, tutte le novità, siano o non siano novità, basta che ne abbiano l'aspetto, hanno il vigore di sedurre e di sussurrare un numero infinito di intelletti, non conoscitori del vero, suscettibili di un rumoroso fanatismo. Del resto, l'abbandono della tradizione è il difetto che Carlo attribuisce anche a Goldoni e Chiari, accusati in queste pagine soprattutto di ignoranza. La questione non riguarda ancora direttamente o almeno strettamente Dante, infatti sia Carlo che Gasparo considerano unitariamente la lezione, per esempio, di Dante e Petrarca, che sono quasi sempre intesi come parte della medesima eredità. Nella lettera prima di Doni a Zatta, il primo si congratula per la pubblicazione sia del canzoniere petrarchesco sia della commedia di Dante. Oppure nel Tempio della vera fama e gloria si ritrovano i nomi, cito i nomi di Dante, del Petrarca, dell'Ariosto e del Bembo, quindi uno accanto all'altro difensori della tradizione letteraria. E così è per Carlo. Molte volte nelle stesse opere vengono citati fianco a fianco Petrarca e Dante, partecipi perciò di una tradizione comune, non oppositiva, come del resto era normale considerarla all'epoca, prima delle conquiste critiche successive. Così, per limitarmi ad alcune opere spagnole, nel Pubblico segreto e nelle Due notti affannose, per esempio, vengono citati entrambi. Nella Malia della voce addirittura vengono richiamati esplicitamente i nomi dei due autori. Addirittura nella Figlia dell'aria, che come ho tentato di dire già in un'altra occasione è direttamente legata alla difesa di Dante, Benedict Buono e Paloma Galán Rodríguez, nel volume curato da Javier Gutiérrez Carou, hanno rilevato una, cito, zeppa paesaggistica petrarchesca, degna di un poeta cinquecentesco. Insomma, almeno in questa prima analisi, non mi pare si possa rilevare una reale differenziazione delle varie fonti, e piuttosto un'assunzione delle diverse tendenze sotto l'egida ampia di tradizione. Così la dicotomia è più chiara ed è tra tradizione, che ha un valore positivo, e novità, che ha un valore negativo. Sia per Carlo che per Gasparo si potrebbe aggiungere. E la mancanza del rispetto della tradizione porta ad una conseguenza immediata, ovvero la perdita di equilibrio che Carlo di nuovo sottolinea con sarcasmo. Cito: «L'andazzo nascente di corruttela doveva far considerare stitichezze da dileggiare le sode ben fondate ragioni, e incominciammo a vedere una libertà furibonda autrice di composizioni fanatiche, sforzate, oscure, ampollose, un nembo di stiracchiati sofismi, di periodi rotondi non nulla dicendi, di leggiadri deliri di infermi, di sentimenti rovesciati e bistorti, che si dissero usciti dai nostri cuori e dalle nostre anime». Due sono dunque gli elementi che Carlo rimprovera alla linea Bettinelli-Goldoni-Chiari: una formale, periodi ampollosi che non dicono nulla, e una sostanziale, il rovesciamento dei sentimenti. Equilibrio è la parola essenziale in questo passo per Carlo. La tradizione porta opere equilibrate, ricche di grazia estetica e prive di eccessi, improntate, scrive, alla regolarità, diversità dello stile, la nitidezza, la semplicità, la purità della lingua.
Immediatamente però ci si potrà chiedere se gli informi mostri scenici creati con i drammi spagnoleschi possono rientrare in questo canone estetico, tanto più che egli definisce la nuova onda di opere illuministe un novello mostruoso andazzo, utilizzando quindi la stessa parola mostri. Potremmo impiegare per definire queste opere probabilmente anche la parola stravaganti, sia nel senso letterale che in quello più moderno. Stravaganza è il termine che usa proprio Bettinelli per definire la commedia. Dice: che peccato, gridai, che sì bei pezzi, in mezzo a tanta oscurità e stravaganza, siano condannati. E chiosa Gasparo: le maggiori stravaganze le trova in un poema chi, balzando da un pezzo all'altro senza leggere gli intervalli che formano gli appicchi fra gli uni e gli altri e il ripieno di tutta la tela, non riflette al tutto. E aggiunge ancora il paradosso secondo cui Virgilio si sarebbe rivolto a Omero dicendo: guai a noi se questo poema fosse più regolato. Ecco dunque ritornare anche questa parola, regolato, ma in senso opposto a quanto diceva Carlo. Nelle Memorie inutili si diceva infatti: va bene uno scritto regolato perché rispetta la tradizione. Non vanno bene, ovviamente è un'approssimazione la mia, gli scritti non vanno bene, dicevo, gli scritti sregolati, mostruosi, perché rispecchiano soltanto le nuove odiate tendenze. Gasparo dice invece una cosa ben diversa, dice che va bene anche il non regolato, poiché anche questo rispetta la tradizione, essendo proprio persino di Dante e di Omero. Aggiunge implicitamente che il Bettinelli, in quanto rappresentante del nuovo, non riesce a capire questo semplice passaggio. In questo senso la difesa di Dante, di Gasparo, assai meglio che le parole dello stesso Carlo, descrive la scelta di quest'ultimo di rivolgersi al siglo d'oro spagnolo, ad una tradizione cioè mostruosa, sregolata, stravagante, per costruire opere che paiono assai meno normate di quelle, per esempio, di un Goldoni. Ma il punto, spiega Gasparo per Dante in modo molto moderno, è che tutto si tiene, le parti si giustificano nel tutto, quando, come capita nella commedia, c'è una unità e compattezza di ispirazione. Questa compattezza Gasparo la ritrova nelle motivazioni della cosiddetta Danteide. Dice Gasparo: qual passione maggiore e più nobile vorremmo noi cercare nel suo poema, già che si dice essere il suo poema privo di passione, che quella veemente continua collora e quell'invincibile odio verso il vizio e quel grande insuperabile affetto alla virtù che per tutto ardono e risplendono in oggi, e l'animo dei leggitori, ora d'orrore, ora compassione, ora sdegno e talora schernire i malfattori, commuovono? È questo il merito maggiore del libro di Dante, come Gasparo definisce la commedia. E questo è il punto chiave dell'opera di Carlo, contro il Bettinelli, che scrive nelle Memorie inutili, cito: ha introdotta la corruttela, pregiudicato e guasto il costume morale ed economico delle famiglie e dei popoli. E contro Goldoni, dove le virtù e i vizi erano spesso mal collocati e sovente il vizio trionfatore. Nella dicotomia proposta dunque tra opere illuministe e opere goziane, il focus si sposta, si direbbe oggi, da questioni estetiche a questioni più propriamente etiche. È l'etica ciò che rende la letteratura una buona letteratura. E dunque, per quanto riguarda le opere, sregolate e mostruose come i drammi spagnoleschi, lo spettatore avvertito potrà leggere nella difesa di Dante un manifesto poetico assai più preciso di quanto si dice nelle Memorie inutili. Perciò Carlo bada a collocare il riferimento a quest'opera in un punto chiave delle proprie argomentazioni, dove cioè il suo discorso si fa più virulento contro la moderna società, e prima di passare a trattare del teatro goldoniano, Carlo parla del Bettinelli, delegando in gran parte il compito di confutarne le tesi alla citata opera del fratello, e citata si dirà a scapito di una certa eleganza. Diceva: se gli intelligenti non avessero accordato che quel libro è pieno di verità e di bellezze ritruzzanti e vittoriose sulle arroganti, puerili derisioni del signor Bettinelli, non oserei di lodare un'opera di mio fratello. Tanto simbolico dunque è il ruolo di Bettinelli nell'economia di queste argomentazioni,
quanto lo è il riferimento alla difesa di Dante, che diviene nella ripresa del Fratello una difesa di Carlo Gozzi, e in particolare di quelle opere che paiono inconvenzionali e stravaganti mostri scenici. Eppure in quei mostri scenici Carlo bada sempre più a ribadire nel tempo, ad ostentare, l'intento moralizzatore, facendo di se stesso un autore forse incostante, ma mosso da passione, come il suo illustre precedente. Quando ad esempio nel 1786 Carlo Gozzi scrive un'opera moralmente tesissima e in un certo senso programmatica, raccontando la formazione di Semiramide nella Figlia dell'Aria, prende a modello, come appunto ho cercato di dimostrare qualche anno fa e ho ricordato poco fa, proprio la difesa di Dante. E oggi posso aggiungere a sostegno della tesi di questo intento moralizzatore quanto nel contributo già ricordato di Benedict Buono e Paloma Galán Rodríguez dicono, includendo il personaggio di Ciatto tra quelli interpretabili in chiave autobiografica, dicono, in quanto, cito, si fa portatore della denuncia contro la decadenza dei costumi contemporanei. È la moralità, dunque, dicevo, che fa l'opera d'arte, e questa moralità autorizza anche l'inclusione di sequenze apparentemente poco canoniche o tradizionali nella costruzione, appunto, di questi mostri scenici. A fronte di questa moralità, di questo senso fortemente etico della scrittura, la forma può essere varia e diversa. Uno dei punti contestati del poema dantesco è per esempio l'introduzione, proprio all'inizio, delle tre fiere, che pare al Bettinelli inconciliabile con l'equilibrio virgiliano. Ma a questa obiezione Gasparo risponde citando puntualmente proprio l'Eneide del canto sesto nella traduzione di Annibal Caro, che cito. Molte, oltre a ciò, vi sono di varie fere, mostruose apparenze. Sulle porte i biformi centauri e le biformi due scille, Briareo di 100 doppi, la chimera di 3 che con 3 bocche, il fuoco a venta, il gran serpe di Lerna con 7 teste, con 3 corpi umani, Erilo e Ergerione, e con Medusa le gorgoni sorelle e le empi arpie, che son vergini insieme, augelli e cagne. Serve la citazione a far capire che la scelta di Dante non è estemporanea, ma assai fondata proprio sull'opera di quell'autore, Virgilio, che si finge essere autore delle pagine critiche nei suoi confronti. Come giustamente ricorda nel commento Maria Grazia Pensa, le diverse immagini di lutto e di dolore con cui si apre l'Ade virgiliano servono ad introdurre il discorso sulla tecnica allusiva di Dante. Ma queste immagini si potrebbe aggiungere, che pure qui si inseriscono in un contesto fortemente drammatico, ricollocate all'interno di opere che alternano passi invece fortemente comici ad altri tragici, richiamano alla mente alcuni brani proprio delle opere teatrali di Carlo, del Corvo per esempio, se si pensa alle fiabe, ma anche e soprattutto di alcuni drammi spagnoli, nei quali è maggiore, mi pare, la giustaposizione di toni diversi, come accade ad esempio nel celebre attacco tenebroso della donna vendicativa. Facevano parte, come già si è detto prima di me, di una sensibilità gozziana che aveva tratti quasi preromantici che guardavano al futuro, cioè più che al passato, e guardavano al futuro comunque piantando le radici in un illustre passato simile a questo. Stamattina riguardo a Guardi si è parlato proprio di questi toni di questo tipo. Dunque la varietà dei toni, che tuttavia mai perde di vista l'unità dell'insieme, è proprio una caratteristica che Gasparo ritrova in Dante. La parte, anche apparentemente stravagante, si giustifica nel tutto. Sì, fratel mio, scrive il donigoziano a Zatta, i componimenti poetici, parlo dei buoni, sono così interi d'un pezzo che il considerarle alcune parti non basta non basta dar giudizio del tutto, ma tutte deve riflettere e confrontarle l'una all'altra per vedere se ne nasce quella semplice unità che, fornita dagli ardimenti poetici, fa la perfezione d'un'opera. Sarebbe questo
il miglior complimento da fare ai drammi d'argomento spagnolo, se vi si può riconoscere, e forse non per tutti lo si può fare, questa unità e compattezza che Gasparo chiama perfezione. Così Carlo avrebbe potuto guardare alla tradizione passata e aprirsi alla sensibilità preromantica, e del resto Dante, poeta sommo della tradizione, sarà valutato di più nel prossimo futuro del romanticismo. Ma questa apertura alla novità, al nuovo, al futuro, è un altro punto, l'ultimo, che pone la difesa di Dante in una posizione utile a definire il territorio nel quale si muovono i drammi spagnoleschi, assai più che il passo citato delle Memorie inutili. In quest'opera, infatti, come si è già ricordato, la dicotomia tra tradizione e nuovo risulta esacerbata. Per i filosofi e letterati illuministi, scrive Carlo, come ho già ricordato, tutte le novità, siano o non siano novità, basta che ne abbiano l'aspetto, hanno il vigore di sedurre. La ragione sta nel fatto che assai presto le cose passate vengono a noia, e noia, assieme a novità, diviene un'altra delle parole chiave. Scrive Carlo dell'andazzo di Bettinelli e dei suoi: dei semi naturali di leggerezza, di incostanza, di noia, di brama di novità, dei quali abbiano pieni i nostri cervelli, pullulando, cambiano il pensare dei mortali. E poche righe dopo, di nuovo, una suggestiva catena di questi andazzi risvegliati da semi naturali di leggerezza, di incostanza, di noia e di brama di cose nuove, furono e saranno sempre i dominatori dell'umana balordaggine. Come ormai è noto, e si è già sottolineato in altri contributi critici, la noia è portata dallo stesso Carlo come movente primo dei drammi spagnoleschi, i quali avevano il compito di rinnovare il repertorio teatrale dell'epoca. Noia, dunque, che richiede novità. Nell'appendice ragionamento ingenuo Carlo lo dice più volte, e tuttavia mettendo a confronto quanto affermato in quella sede con quanto si evince in queste pagine delle Memorie inutili, sembra che qualcosa non quadri. La noia che conduce alla brama del nuovo è qui infatti rappresentata come un nemico, come materia degli avversari filosofi. Ma ancora una volta è la difesa di Dante, in queste pagine opportunamente ricordata, a parare i colpi, se così si può dire, dove l'ironica eleganza di Gasparo risulta più efficace del vigore polemico di Carlo. Così Dante vi appare sì l'autore vicino alla tradizione, che imita o rivede Virgilio, anziché negarne l'insegnamento, come abbiamo ricordato, ma è anche, e in maniera decisiva, un innovatore. Queste le parole di Gasparo. Il poema di Dante, il quale ha saputo con un capacissimo ingegno, dopo tanti stati prima di lui, un'invenzione trovare originale, grandissima, darle regola d'arte, essere il primo e dare un nuovo modello a noi, se lo vogliamo conoscere, e per rispetto degli altri poeti stati prima di lui, della latina lingua da lui venerata, quasi per umiltà, chiamarlo commedia nel frontespizio. Dante dunque è stato il primo, nuovo e originale, dice Gasparo, ma anche rispettoso della tradizione. Nella difesa di Dante dunque si supera quell'opposizione radicale che nelle Memorie inutili appare così schematica da essere approssimativa. L'ostentazione di quest'opera da parte di Carlo serve dunque ad autorizzare il suo percorso, senza dover troppo argomentare, preferendo lui l'invettiva, seppur venata d'ironia. C'è solo un punto, concludo, c'è solo un punto importante per il Carlo autore delle opere d'argomento spagnolo che nella difesa di Dante non può comparire e che invece in queste pagine delle Memorie inutili sembra affacciarsi in maniera discreta ma letterariamente molto efficace, ovvero il rapporto tra l'autore e il suo pubblico, tipico ovviamente del teatro, che comporta anche nelle scelte di repertorio delle esigenze di rinnovamento. Concludo appunto con questo passo che mi pare interessante delle Memorie inutili. Ebbi sempre l'ardire che hanno i politici nell'innalzare la mente e nel guardare come da un'altezza la bassa valle dell'umanità, ma con questa differenza.
Essi guardano cotesta valle come abitata da un bulicame di insetti da poter opprimere, costringere e dirigere come ben torna loro, né si degnano poi di più abbassarsi alla fratellanza di questi insetti, sino che la morte non li affratella. Io guardo la stessa valle come popolata dai miei simili, fo le mie osservazioni, rido dei loro scorci, dei loro movimenti, dei loro divincolamenti, indi m'abbasso al mio prossimo, m'associo nuovamente con lui e assicurandolo che siamo tutti ridicoli, procuro di farlo ridere non meno di lui che di me nelle prove della mia proposizione. Ecco, mi pare la più bella dichiarazione di poetica di Carlo Gozzi. Grazie ad Alessandro Cinquegrani per questa esposizione dove appunto la difesa di Dante viene a essere una sorta di baluardo nei confronti di una corruzione letteraria che investe i tempi correnti, e come non si rinunci alla ricerca di una novità purché questa novità abbia dei solidi fondamenti che sono nella tradizione rinnovata e così via. E mi viene in mente appunto come transitando dalla polemica e dall'analisi letteraria all'analisi sociale e civile, Tommaseo, 80 anni dopo, invocasse proprio le testimonianze dei due Gozzi per mostrare come la Venezia di metà Settecento, erede di una grande tradizione politica e libertaria, fosse però come tessuto sociale molto meno splendente, come appunto si fosse indotta anche una corruzione di costumi e come la città fosse in realtà percorsa da ladri, come fosse carente l'assistenza ai trovatelli e via di questo passo, e utilizza per l'appunto spunti dei due fratelli, delle memorie inutili e della Gazzetta. Per venire a concludere nel suo appunto assioma che a fronte di una facciata splendente dietro c'era, l'interprete della facciata splendente sarebbe Goldoni, che agli occhi di Tommaseo falsifica un po' le carte, non tiene conto di questa cosa e tanto è vero che poi il commento a questa pagina proprio nel saggio che Tommaseo dedica ai due Gozzi e a Chiari e a Goldoni, la conclusione di Tommaseo è che questa Venezia splendida e splendente però fa già intravedere la sua fine e, testuale, dietro questo splendore si sente puzza di cadavere. Ecco, per dire come proprio il tema fosse questo della innovazione e della conservazione delle forme migliori della tradizione, e però un tessuto che qui letterariamente altrove si andava un po' sbriciolando. Bene. Detto questo, allora il nostro calendario, dopo lo spostamento stamane di Angela Fabris, dà invece spazio all'amico Javier Gutiérrez Carou, che viene appunto ad allargare lo sguardo a un'altra parte della famiglia Gozzi che non abbiamo preso finora in considerazione. Siamo alla generazione immediatamente dei genitori dei Gozzi, e un'altra donna letterata, la poesia dei semicolti al femminile, gli inediti sonetti di Angela Tiepolo in Gozzi, nobildonna veneziana del Settecento. Prego. Grazie. Prima di incominciare, permettetemi di ringraziare il comitato scientifico nella persona del suo presidente Manlio Pastore Stocchi per questo invito, un altro motivo per venire a Venezia. E permettetemi anche di fare un ringraziamento particolare, non so se al professor Pizzamiglio o all'amico Gilberto, perché quando ha saputo di questa mia piccola ricerca su questi sonetti di Angela Tiepolo Gozzi ha pensato che potrebbe essere interessante presentarla qui.
e quindi dico non so se sia il professore o l'amico che mi ha portato qua. Grazie comunque. Chiedo anche scusa per il mancato appuntamento di questa mattina, adesso sto un po' meglio, spero di non cascare prima di concludere. Bene, di Angela Tiepolo Gozzi sono state pubblicate 3 poesie soltanto in raccolte, sono quelle 3 che potete vedere, e sono tutte presenti in raccolte curate dalla nuora, dalla Luisa Vergalli, e a mio avviso, soprattutto se facciamo il confronto con i testi manoscritti di cui parlerò dopo, secondo me sono più della Luisa che della Angela, sono testi totalmente diversi, coltissimi, con un linguaggio molto raffinato, eccetera, che non c'entra tanto con l'immediatezza, con la spontaneità, quasi direi, dei sonetti di cui sto per parlare. I sonetti di cui parlerò adesso sono 24 sonetti che si trovano nel manoscritto Cicogna 3398 del Museo Corriere di Venezia. Si tratta di un piccolo canzoneretto sia per lo sviluppo dei sonetti ma anche materialmente, perché sono 24 carte, ogni sonetto occupa una, cioè sono 12 carte, ogni sonetto occupa una pagina e è formato da 2 fascicoli di 8 e 4 carte cucite, quindi si vede chiaramente che c'è l'intenzione, non si tratta di fogli sparsi, di bozze, ma di tramandare, di conservare quei testi così scritti. La cosa interessante di questi manoscritti, di questi sonetti manoscritti, è che non sono stati sottomessi alla stampa, quindi non alla mano di correttori, tipografi, e quindi conservano tutta la freschezza con cui furono scritti dalla Angela Tiepolo Gozzi. Sappiamo che sono sonetti di Angela Tiepolo Gozzi e non di un'altra persona per 2 motivi. Innanzitutto perché nella stessa cartella 3398 si conservano molti altri documenti, alcuni con grafia simile a quella dei sonetti, e che anche se non sono firmati, secondo me vanno attribuiti a Angela. Si tratta di frammenti di lettere, frammenti nel senso fisico, cioè pezzi di carta che contengono alcune frasi, alcuni paragrafi di Angela, in cui parla particolarmente male di 2 ragazzi chiamati Francesco e Carlo. Quindi questo ci può orientare per datazione e anche per quanto riguarda che sono di Angela. Inoltre nel testamento di Angela, che si conserva nell'Archivio di Stato di Venezia, e questo lo potete vedere qua, se vedete la firma corrisponde perfettamente con la grafia di questa parte qua del primo sonetto. Inoltre potete vedere che questo è il primo foglio retto, qui c'è una grafia diversa che è di Francesco Gozzi, di Francesco figlio di Gasparo, il primogenito di Gasparo, e la fotografia non si vede molto bene ma ve la leggo io, dice: questi sonetti sono di mia Ava, madre di mio padre, scritti e fatti da lei, io Francesco Gozzi lo attesto con mio giuramento. Penso che non ci sia nessun problema per interpretare questa duplicità di scritti e fatti. Scritti a mio avviso vuol dire vergati da lei fisicamente e fatti vuol dire composti, creati da lei. Per cui anche con questo giuramento di Francesco penso che l'attribuzione a Angela sia indiscutibile. Allora, le scarse varianti osservate nel manoscritto fanno pensare anche a una fase redazionale molto avanzata. Ci sono comunque alcuni errori, alcune correzioni, alcuni ripensamenti, ma sembra che l'intenzione sia quella di conservare questi testi già in fase finale, in una veste quasi definitiva. Per esempio, questo che vedete qua è il sonetto 20° e lì si osserva un salto, un errore di copia per salto, cioè quello che è il verso 4° inizialmente è cancellato e poi ricopiato come verso 8°. La distanza non impedisce a mio avviso che si tratti di un errore di copia per salto, semplicemente sono il 4° verso della prima quartina e il 4° verso della seconda quartina, e quindi questo si potrebbe produrre a mio avviso senza che fosse una cosa strana. Tra l'altro è molto interessante, anche se qui non mi fermerò sulla veste linguistica del testo, vedere come nel verso 4° si legge agiazio, probabilmente aghiazzo, ma
con la forma veneziana sotto, a giasso, e qui scritto con la Z, mentre poi quando lo ricoppia lo fa con la C. Quindi questa oscillazione grafica frequentissima, perché Z, C le affricate poi in veneziano diventano fricative, no? Alveolari. E quindi a mio avviso questo implica che si sta copiando già da un testo precedente, di un abbozzo che si ritiene definitivo e quindi perciò va messo in copia pulita. Potrebbe trattarsi di un caso di ripensamento, di spostamento diverso nel momento della copia? Sì, ma secondo me in questo caso è più un errore di copia. La situazione contraria la troviamo nelle quartine del primo sonetto, in cui c'è questo esempio che poi diventa scempio, che infatti a mio avviso sarebbe il contrario. Proprio mentre copia si rende conto che ha ripetuto esempio come parola in rima 2 volte, quindi la seconda volta la corregge e la fa diventare scempio. Quindi sarebbe il percorso contrario di prima, non un errore di copia, ma un ripensamento, anche se potrebbe anche essere la cosa contraria. Non importa molto in questo momento, ci interessa soprattutto, penso, vedere che non si tratta di abbozzi, ma proprio di testi già in fase finale, quando no definitiva. Per quanto riguarda la lingua, vi dicevo prima, non mi fermerò, vi faccio vedere questa mostruosità qua, con tutti i problemi che ci sono linguistici, che comunque la cosa interessante è che ricollegano la scrittura di Angela all'italiano dei semicolti. Forse non sono io più l'adatto per parlare l'italiano dei semicolti, però. E quindi la cosa interessante è che il notissimo saggio di Paolo d'Achille, in cui afferma che i semicolti abitualmente non scrivono letteratura, ma quando lo fanno si rivolgono a modelli indiscutibili. E infatti, e quindi fa piacere che abbia parlato prima Alessandro, il modello principale, il riferimento principale che troveremo dietro i sonetti di Angela è la Divina Commedia, molto naif, utilizzata molto ingenuamente, ma la Divina Commedia c'è presente in tanti dei testi. Non mi fermerò perché allora ci vorrebbe un'ora e non ce l'abbiamo e forse non vale nemmeno tanto la pena. Sono fenomeni tutti perfettamente studiati, legati da una parte a una formazione scolastica deficiente, se ce la facciamo parlerò un po' della mia ipotesi della formazione di Angela, altrimenti lo lasciamo, e poi dell'influsso dialettale. Questo è normale, è stato studiato parecchie volte con tanti autori. Per quanto riguarda la metrica dei sonetti, anche qua un'altra mostruosità su cui non mi soffermerò, volevo semplicemente sottolineare che i sonetti, la metrica per quanto riguarda la distribuzione della rima, il rapporto fra le rime delle quartine, delle terzine, eccetera, eccetera, più o meno nel 75% dei casi ripropongono il modello del canzoniere. Cioè si vede che da un punto di vista metrico, da un punto di vista lirico, il riferimento è il canzoniere di Petrarca. Anche per quanto riguarda l'endecasillabo utilizzato, i soliti endecasillaba, sesta decima, quarta, ottava decima, anche se c'è una percentuale un po' alta di dattilici, cioè di quarta, settima, decima, che fa pensare più a una tradizione italiana precedente, o più probabilmente a una mancata professionalità, diciamo, dell'Angela Tiepolo, perché inoltre nei 24 sonetti troviamo 3 versi ipermetri e 1 probabilmente ipometro, il che vuol dire, ecco, che non era una maestra della scrittura. Per quanto riguarda poi invece lo stile, i contenuti, la sintassi è lineare, la sintassi dei sonetti è molto lineare, con una forte tendenza alla sticomitia, cioè a far coincidere in ogni verso una parte, non la frase completa, ma una parte autonoma della frase, in modo tale che la pausa versale si può fare senza problemi. Abitualmente i sonetti presentano la solita divisione di 2 quartine e 2 terzine, cioè punto fermo alla fine di ogni quartina e di ogni terzina, anche se a volte troviamo anche un raggruppamento normale di 2 quartine e poi insieme le 2 terzine nei sonetti 2, 3, 10, 15, non importante. E ovviamente alla fine il verso che contiene la massima carica espressiva si trova sempre l'ultimo, il 14° verso. Infatti penso che qua tutti abbiamo anche per scherzo scritto qualche sonettino e sappiamo che l'ultimo verso è quello proprio da cui si parte per scrivere un sonetto, per contenere, per accumulare tutta la potenzialità espressiva.
Va detto però che a volte Angela non è tanto brava in questo della distribuzione della materia poetica fra quartine e terzine. È il caso per esempio del sonetto 13, in cui, come vedete, l'ultimo verso della seconda quartina, il verso ottavo, in realtà contenutisticamente fa parte della prima terzina, e quindi si crea una sorta di inciampo ritmico che rende meno bella la lettura del testo. O ancora, per esempio, nel sonetto 16, e qui è veramente, almeno la mia percezione come lettore, questo va sempre ovviamente letto ad alta voce per capire la musicalità, e questo aggruppamento con una pausa forte dopo il sesto verso e poi settimo ottavo più il primo verso della prima terzina crea una struttura di 4 più 5 più 2 più 3 assolutamente anomala. Cioè qui non c'entra niente del sonetto elisabettiano, non so, inglese, di 2, 3 quartine e un distico finale. È semplicemente che l'Angela non ce la fa a far combaciare bene tutte le parti, il flusso della ispirazione lirica. Per quanto riguarda poi aspetti retorici, la cosa più interessante è la presenza costante di metafore, di troppi, di simboli, allegorie, ma sempre legate a aspetti in cui, che ci ricordano la Divina Commedia come il riferimento al leone, alle arpie, al serpente, e poi anche una sorta di leitmotiv costante fra luce, divinità, questo non è nuovo, e oscurità, peccato, perché l'essenza fondamentale di questo canzionetto, ecco, è una visione della vita dell'uomo come una lotta fra il peccato e la salvezza divina. Come vedete per esempio negli esempi che ho riportato, nel primo sonetto, «De perché non chiudesti gli occhi miei, Antonio Santo, di virtù esempio, che in quel punto veduto non avrei sì feroce leon, superbo ed empio». Il riferimento dantesco sembra più che ovvio, o il riferimento al serpente, «sotto di vago fior langue si annida, poi la serpe infida». E poi per quanto riguarda la densa nube, la ferita, i lacci, cioè queste forme di trappole, questa metaforizzazione della trappola, dell'inganno, dell'inciampo. Per quanto riguarda invece quello che vi dicevo di luce e oscurità, li potete vedere: oscuro vello, raggio oscuramente, cerca credenza, santa luce, eccetera, eccetera, eccetera. I 24 sonetti però non sono messi a casaccio, cioè c'è un ordinamento. Probabilmente, ovviamente, non quello con cui furono scritti, anche se io sono quasi convinto che il primo sonetto fu probabilmente il primo a essere scritto, ma Angela fece un lavoro di ordinamento. Infatti è perfettamente visibile che c'è una successione, un'evoluzione delle tematiche toccate nei sonetti attraverso questi blocchi, e si parte infatti non mi fermerò a vederlo qui, da un gruppo di 5 sonetti che ho chiamato, poi se si fa l'edizione si potrà vedere, il polittico della collera, in cui si scaglia contro i peccatori, per poi passare per una fase centrale di riflessione sul peccato, sulla vita umana, e poi arrivare alla fine a tentare di cantare la salvezza e la presenza divina, anche se con lo stesso problema di Dante. Più volte dice: mi smarrisco, non riesco a cantare quello che vorrei perché non ho le forze per farlo, con l'unica eccezione dell'ultimo sonetto, che vedremo poi, che è un sonetto molto molto particolare, e proprio in questi tempi di intolleranza sembra ancora più importante vederlo. Bene, fatemi un po' vedere perché mi metto a parlare, mi perdo. Ecco, qui troviamo queste immagini infernali presenti nei sonetti dell'Angela Tiepo, col riferimento alla Divina Commedia, anche qua questo riferimento di cui vi parlavo prima, delle arpie, del leone, eccetera, eccetera. Però, se mi permettete, salto e andiamo a leggere un po' di sonetti, che è la cosa, secondo me, più interessante. Questo è il primo dei sonetti. «De perché non chiudesti gli occhi miei, Antonio Santo, di virtù esempio, che in quel punto veduto non avrei sì feroce leon, superbo ed empio. Io lacrimando allora sgridai: che sei che entro le soglie del sacrato tempio orgoglioso ten vai con pensier rei? Fulminatelo Dio, fatene scempio. Ove d'angeli il pane si dispensa, che il mio Signore i suoi fedeli abbraccia, la vostra fede calpestare i pensa. Ai, che il mio sangue nelle vene agghiaccia,
vedervi sposto sopra sacra mensa, costui con un cristal schernirvi in faccia. E ovviamente un riferimento può essere interpretato sia simbolicamente, ovviamente si parla della messa nel momento in cui Dio si fa presente sull'altare, e si può interpretare simbolicamente come un pensiero, una tentazione di superbia da parte di qualcuno, o si può anche interpretare che in realtà chi è questo che arriva, che dice che entro le soglie del Sacrato Tempio orgoglioso te vai, forse è qualche persona reale che incarna in quel momento, che materializza questo peccato di superbia. La tentazione autobiografica, anche se i miei docenti mi bacchettavano le dita se dicevo poeta al posto di emittente lirico, però l'autotentazione autobiografica è ovvia. Possiamo pensare anni 40, divisione della famiglia, chiesa, non so, di Santa Maria Mater Domini, di San Cassan, Angela che è alla messa e forse vede arrivare per esempio Carlo per la messa giornaliera e pensa in quella frangente che fa questo qua, che è un orgoglioso, un superbo, perché si oppone alle decisioni della famiglia, alla mia decisione, alla decisione della mia nuora, di sua cognata. Beh, Carlo si lamentava di una cognata, io ne ho 4, potevo dire alcune cose, però andiamo avanti. Sonetto quarto. Misero peccator, piangi il tuo stato, l'ipocrisia che chiudi nel tuo petto, egli è un peccato da Dio maledetto, sarebbe meglio che non fossi nato. In faccia al tribunal del sindacato, difesa non avrai del tuo difetto, giudice avrai un Dio giusto e perfetto, che non inganna né esser può ingannato. Tu della roba altrui fosti rapace, finto fu il bene per operare male, cosa che al sommo Dio tanto dispiace. Quando ti giungerà l'ora fatale, scusate il verso lì è mal diviso, quando ti giungerà l'ora fatale, riposo non avrai, quiete né pace, sarà la pena tua, forse infernale. Questo di nuovo è un sonetto a mio avviso da ricollegare con vicende autobiografiche, si può fare facilmente, perché si parla da una parte dell'ipocrisia e poi anche della rapacità. Tu della roba altrui fosti rapace, che se ricordate è una delle situazioni che si vede nel momento della divisione, quando Francesco, Carlo e Almorò tentano di dividere il patrimonio per evitare che si perda tutto, e allo stesso momento il momento in cui Angela chiede il pagamento della dote, eccetera, ma questa ipocrisia sarebbe perfettamente interpretabile come Carlo, Francesco sono degli ipocriti perché dicono di fare questo per il bene della famiglia e in realtà lo fanno per il proprio bene, e perché lo fanno per rapacità, per questo desiderio di avere le cose della famiglia, i soldi, le proprietà della famiglia. Quindi la tentazione autobiografica continua a essere forte. Sonetto ottavo, questo ve l'ho portato fondamentalmente per questa bellezza ingenua in mezzo del cammin dell'opera mia. Scopersi troppo ardito il pensier mio. Misero, dissi, oh come il tuo desio, no, scusate, non so perché, ma i versi non andano bene comunque. Oh come il tuo desio ti ha trasportato in tal sublime via. Quel che tu brami anche il mio cor desia. Ahi, misero, ch'io son nel mondo rio. Le grandezze cantar del solmo Dio non giunge a tanto nostra fantasia. Io spiegai l'alli mie con franco volo, nel primo mio cammin provai diletto, ora ritrando il pio, ma crucce il duolo. Piango, sospiro, e il cor mi valza in petto, ma con la penna mia rimango solo. Di quanto poteva dir, nulla avrò detto. Nonostante certe ingenuità, il sonetto è veramente interessante. È un sonetto in cui, dopo quel politico della collera di cui parlavo, in cui si accusano di diversi peccati, forse i figli o forse altre persone, qui l'Angela riflette sul poetare, su quello che sta facendo, sul fatto che vuole cantare cose diverse, vuole andare avanti e si trova in difficoltà. Ora ritrando il pio, ora che devo parlare delle cose belle, della beatitudine, mi accruce il duolo, cioè il dolore di non essere in grado di poter comunicare quello che vorrei comunicare. E l'ultimo decasillabo secondo me è molto interessante, di quanto poteva dir nulla avrò detto, che è allo stesso tempo una chiara dichiarazione di umiltà. No? Il sonetto 9, il sonetto nono, è uno dei sonetti che ci permette anche rafforzare un po' l'interpretazione autobiografica, con la solita confusione di autore, emittente lirico, non mi fermo, però. Io dal sacro almofonte il nome porto di voi, angel custode Santo Pio, Angela,
proteggete l'alto penser mio che nell'immenso mar non resti assorto. Di nuovo la navicella dantesca, il legno dantesco. Fate che io giunga in più sicuro porto, a ciò possi cantar quel che desio, laudi di gloria al sommo eterno Dio, siatemi voi di guida e di conforto, cioè chiede l'aiuto dell'angelo custode. Santo lume, Spirito Santo, dal ciel voi discendete e con un raggio del vostro splendore l'oscuramente mia chiara rendete. Pregate il mio divin legislatore che, mentre questa pena voi reggete, l'opera cominci in suo supremo onore. Se ricordate, questo è il sonetto ottavo, in cui si smarriva, non riusciva, era addolorata per non poter poetare come voleva. Adesso nel nono invece ha recuperato la fede. L'opera mia cominci in suo supremo onore. E infatti qui si produce un cambiamento di tonalità. Da questo momento in poi questo canzioneretto cambia e si arriva, ecco, a parlare di Dio, della beatitudine. Il sonetto ottavo, il sonetto precedente, nel mezzo del cammin dell'oprar mio, potrebbe far pensare un'idea iniziale di 16 sonetti al posto di 24. Secondo me non ha tanta importanza che sia l'ottavo al 12° posto. E concludo con l'ultimo dei sonetti. Dopo una serie di sonetti in cui, così come prima ha parlato dei peccati, parla di alcune virtù, in cui presenta alcune immagini del paradiso celestiale, Angela chiude il canzonetto con questo sonetto che a me ha lasciato un po' stupito, soprattutto per il contrasto di tonalità coi precedenti. Giuseppe, santo e padre apputativo di Gesù Cristo nostro Redentore, sciatemi appresso lui il mio protettore, che di sua grazia non rimanghi privo, che, se a tal sommo bene un giorno arrivo, fuggirò questo mondo ingannatore con umiltà, speranza e amore, per rimanere nel ciel per sempre vivo. E fin qua va tutto bene questo desiderio di arrivare in paradiso. Conservino per noi i suoi sacri tempi, periscano gli greci e mammotani, gente superba e di maligni esempi, benedica i latini i suoi cristiani, periscano in eterno tutti gli empi, di Lucifero vadano in l'aspre mani. Cioè dopo 2 quartine di pace e beatitudine, sembra che il caratterino della signora torni a galla e viene fuori e si scaglia contro gli ortodossi greci, che sono anche cristiani, maomettani, eccetera. Grazie per la pazienza. Benissimo, allora grazie a Carò per questa esplorazione appunto all'interno dei sonetti di Angela Tiepolo, che credo pochi di noi conoscessero, e di questo spaccato interessante di imitazione o di ripresa perlomeno dantesca, che è piuttosto martellante. Mi paiono sonetti un po' di ordine devozionale, quasi di una persona che volesse prendere gli ordini o... Sì. Ecco, C'è un po' quindi, delle monache. ecco, tutto questo c'è. Però è appunto molto interessante per comprendere come, lo si diceva del resto anche stamattina, tutta la famiglia Gozzi, e anche se risaliamo un attimo di generazione, fosse una famiglia di attenzione letteraria e di educazione letteraria. Sbaglierà qualche cosa nella scrittura, avrà qualche inflessione veneziana e così via, però indubbiamente aveva letto e Dante e Petrarca, su questo non c'è un bel dubbio. Quindi direi un'ulteriore apertura molto, molto interessante. Adesso siamo arrivati a metà della nostra seduta. Da una parte ci chiamano alla pausa caffè, la facciamo subito? Sì, e poi dopo. Ecco, aspettavo appunto, esattamente, pensavo proprio a questo suggerimento, possiamo benissimo discutere questi due primi interventi. E quindi se qualcuno di voi ha già una domanda pronta, qualche osservazione o richiesta di chiarimento, prego. No, non è una richiesta, è una curiosità che mi è venuta. I riferimenti di quei sonetti sono al maschile? Sì.
Probabilmente per una identificazione con la voce abitualmente maschile dell'emittente lirico. Non penso che abbia nessun altro significato, sinceramente. In quel periodo le poetesse ce n'erano già state parecchie, ma probabilmente per lei assumere questa veste, diciamo, maschile gli permette di scrivere con maggiore serenità, con maggiore tranquillità e di inserirsi in un percorso lontanamente, naivmente, se vogliamo, come quello dantesco. Sinceramente anche io mi sono accorto di questa cosa perché più volte utilizza il maschile, ma penso che non abbia un altro valore. Le testimonianze sul fatto che sia Angela l'autrice mi sembrano indiscutibili, no? Perché tra l'altro non l'ho letto perché non abbiamo tempo. La dicitura che aggiunge Francesco, figlio di Gasparo, è probabilmente dovuta al fatto che nelle memorie pubblicate in parte da Fabio Soldini di Francesco, lui afferma che Angela morì nella sua casa, non invece, come dice Gasparo, una lettera che morì nella sua casa. Quindi se Angela è mancata nella casa di Francesco, probabilmente lui in quel momento avesse fra le mani alcune carte, documenti, cose di lei, e questo spiega anche il fatto che sia stato lui e non Gasparo o un'altra persona della famiglia a scrivere quella nota un po' per i posteri, per dire questi sonetti sono della nonna, no? E tra l'altro penso che sia anche come un po' di orgoglio, un nipote orgoglioso di aver avuto una nonna scrittrice in questa cosa. Poi è vero che la testimonianza che fa di lei nelle memorie è piuttosto triste. Sì. Senti, prego, scusa Anna. Allora, innanzitutto un saluto all'amico spero risanato. Grazie. Avevo due domande, due curiosità. La prima è, non ho capito perché invocare la categoria del semicolto. Cioè, ho capito il riferimento al lavoro di Paolo d'Achille, ma io ricordo tutt'altra definizione del semicolto che non mi pare emerga da questi scritti, perlomeno anche quelli vedendo il testo manoscritto. E la seconda cosa, tu citavi la lettera della Tiepolo ai figli, immagino che tu faccia riferimento, quella al figlio Francesco del 47, che No. è conservata al Correr? No, le lettere di cui parlo. Allora, questa cartella 3398 è in realtà un cartellone così, con Sì, tantissimi sì, documenti. ho presente. Se quella che dico io è una carta a cui manca, una lettera a cui manca un 25% della superficie di carta, non è datata, almeno quella carta lì non è datata, è un po' della ricostruzione dei fatti che si presentano lì, le lamentazioni sul modo di agire dei figli e i nomi che fa, che mi fanno pensare che sia di Angela. No, perché c'è una copia di lettera di Angela Tiepolo al Correr datata al figlio Francesco che chiama in causa appunto il sodalizio stretto tra Francesco Almorò e Carlo. Vabbè, comunque questa. La domanda principale Sì, era quella quella dei sul semicolti. semicolti. Sì, E allora, poi, no, un'ultima cosa, visto sì. che non abbiamo potuto dialogare questa mattina. Francesco a me pare risponde, Francesco il quartogenito di Gasparo, pare che risponda a tutti i requisiti del cosiddetto narratore inattendibile. Cioè io prenderei con le pinze tutto quello che lui dice per varie ragioni, di cui un po' si è discorso questa mattina. Ecco, Sì, grazie. allora per quanto riguarda il discorso dei semicolti, ovviamente Paolo d'Achille parla di un tipo di persona, di un certo gruppo sociale fondamentalmente popolare, con una formazione molto limitata, eccetera, eccetera. Però se noi in realtà andiamo a vedere la formazione che ricevevano nel 600 e nel 700 le patrizie di famiglie non troppo agiate, in realtà è una formazione molto deficiente, fondamentalmente pensata all'ago e alla vita sociale, con poche letture, la scrittura di alcune poesie, letture di testi devozionali. Però se noi, al di là del puntiglio concettuale, andiamo a vedere tutta la descrizione che D'Achille dà delle caratteristiche dei testi dei semicolti, nei sonetti di Angela si trovano tutti. E inoltre, anche se c'è questa situazione anomala di un semicolto che scriva sonetti, infatti è così, però lui fa alcuni esempi, non ricordo ora sinceramente,
di casi di semicolti, di persone con pochissima cultura, o con una cultura molto limitata, una formazione deficitaria, che però nel momento di scrivere tentano di rivolgersi sempre a modelli importanti, modelli indiscutibili, ai classici per capirci. Sia le caratteristiche della lingua adoperata dall'Angela Tiepolo, anche per quanto riguarda questo riferimento alla Divina Commedia, questa lettura che c'è ovviamente implicita del canzoniere di Petrarca e del petrarchismo cinquecentesco, eccetera, a mio avviso permettono di inserire questo gruppetto di sonetti in una produzione particolare dei semicolti. Non è quella più diffusa, certamente, non è quella più studiata, ma che però è prevista. Comunque, la cosa a mio avviso interessante è vedere come anche si può poetare, si può fare sonetti, si può scrivere un canzioneretto con uno sviluppo importante, anche se la formazione teoricamente non prevedrebbe le risorse necessarie per farlo. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ah, ok. No, ma due cose. Adesso c'è un libro recente dell'altro anno di Enrico Testa che è molto bello sui semicolti e sulla categoria chiama l'italiano pidocchiale, che è un'altra cosa. No, effettivamente qui c'è un grumo di memoria di cultura letteraria che è forte, che non è solo Dante, Petrarca, ci sono degli autori da letteratura barocca, da suore scriventi o cose del genere. E molti di quei fenomeni sono fenomeni tipici di così, non tanto la scrittura semicolta, ma del livello tra parlato e scritto, che è un'altra cosa, insomma. Toscano letterario, oscillazioni banali di doppie, scempie, eccetera. Neanche tanto dialettali poi dall'impronta rispetto a quello che mi avevi raccontato, perché delle forme tipo agiazzo è perfettamente settentrionale, in senso lato, insomma. Quando parlo di flusso dialettale non necessariamente veneziano, ma un po' pampa settentrionale, certo. Anche se per esempio ci sono alcune volte in cui utilizza la terza persona singolare con soggetto al plurale, che mi sembra più vicino al veneziano, no? Certo. Tra i modelli, appunto, non c'è dubbio la Divina Commedia, non c'è dubbio Petrarca, mi viene un altro domanda. Le rime di Dante, ti pare che possa esserci qualcosa? Così a memoria non lo direi. Ecco. Ma a memoria, parlo Sì, no, perché mi riferisco ad anni più tardi proprio alle discussioni all'interno dei Granelleschi, c'è un certo spazio di discussione sulle rime di Dante, ma qui siamo ancora molto presto. E della biografia di Angela Tiepolo sappiamo qualcosa, appunto, della sua educazione? No, sappiamo veramente poco, anzi un po' quello che ho tentato di fare, che poi non l'ho letto, è un po' ricostruire. Nei sonetti si parla più volte di Sant'Antonio e di Sant'Antonio di virtù esempio, quindi penso sia più Sant'Antonio Abate che Sant'Antonio di Padova. Le patrizie che non avevano grandi quantità di soldi in famiglia, lo dice Molmenti, erano educate nel monastero delle Cappuccine di Castello, che proprio di fronte c'era la chiesa di Sant'Antonio Abate, abbattuta nell'Ottocento. E quindi a me suggerisce questa situazione che forse questa devozione verso Sant'Antonio Abate, che è citato almeno in 5 dei sonetti, se non ricordo male, può essere un ricordo di quella formazione in quel convento che ogni tanto si usciva forse per pregare nella chiesa che era proprio di fronte al convento delle Cappuccine, quello che secondo il forestiero Luminaro le chiamate concette, no? È un po' è una questione congetturale, perché io di documenti non ho trovato nulla sulla sua vita. Poi per quanto riguarda l'aspetto finale della morte, del testamento, sì, ce l'abbiamo qui nell'archivio di Stato, e il testamento è un po' terrificante, nel senso che lì Carlo ha ragione nelle memorie quando dice che la madre favoriva chiaramente Gasparo. Nel testamento, che forse riesco a recuperare, fa una serie di distribuzioni dei beni, ovviamente per tutti i figli, ma poi arriva un momento in cui quello che fa è come dire, bloccare il futuro.
Cioè, se viene a mancare Gasparo, allora i fondi passeranno a sua figlia X, se manca questa figlia, e fa tutto l'elenco dei membri della famiglia, figli, nipoti, anche generi, eccetera, eccetera, ed evita sistematicamente Carlo e Francesco. Sempre. Cioè, potrebbe morire perfino il cane della famiglia che i soldi non vanno né a Carlo né a Francesco. E ad Almorò lo mette come erede soltanto i figli di Almorò, non Almorò direttamente. Una volta ovviamente quella piccola parte che deve essere per tutti, ma sulla parte che dà ai 4 figli maschi però dicono che devono pagare un capitale di livellamento per Gasparo, che ha molte spese. Quindi anche sulla parte destinata a tutti i figli, indivisamente, loro devono ritagliare una parte per Gasparo e poi per tutto il resto la distribuzione è chiaramente organizzata per evitare che Francesco e Carlo possano vedere un soldo. Questo, se c'ho qui il testamento. Allora, di una di queste 4 parti parla dell'eredità di Almorò Cesare Tiepolo e della sorella Gerolama, cioè i 2 fratelli di Angela. Dice, di una di queste 4 parti istituisco erede Gasparo mio figliuolo, e dopo la di lui morte Almorò altro mio figliuolo, e dopo la morte dell'uno e dell'altro sostituisco in questa 4ª parte i figliuoli maschi di Gasparo, e dopo di questi i figliuoli di Almorò, se ve ne saranno, e non essendovene o mancando sostituisco infine i figliuoli di Francesco altro mio figlio. Nell'altra 4ª parte del mio residuo istituisco erede libera Angeletta, mia pronipote, consorte del signor Antonio Federico. In un'altra 4ª parte istituisco erede Marina, altra mia pronipote, ora consorte del signor Antonio Torre da Monfalcon. E nell'altra 4ª parte istituisco parimente erede Elena, altra mia pronipote, che presentemente si ritrova in stato nubile. Nel caso però che le suddette mie pronipoti, Marina ed Elena, e cada una di esse mancasse senza figlioli, intendo e voglio che succedere debbano nelle porzioni che erano da loro, li figlioli della suddetta Angeletta, loro sorella. Non avete sentito Carlo nemmeno una volta? Sì, saltato. Sì, chiarissimo. Bene, c'è qualche altra domanda? Ecco, allora siamo entrati proprio nelle questioni familiari della famiglia Gozzi e dei loro difficili rapporti economici. Dalla letteratura siamo arrivati alla biografia e anche agli scontri. Va bene, allora facciamo un breve intervallo e poi riprendiamo per le 2 relazioni finali, alle quali faremo seguire una discussione su quelle relazioni, ma anche se nel frattempo qualcuno avesse qualche domanda sulle precedenti interventi o qualche cosa da aggiungere, possiamo tranquillamente farlo. Ecco. Il solito quarto d'ora di intervallo in caffetteria ci stanno aspettando.